Vesuvio innevato con cioccolato avanzato. Ecco a voi una torta fatta con gli avanzi di cioccolato. Magari un Vesuvio. Benvenuti in questa nuova video ricetta. Oggi prepariamo una torta con gli avanzi di cioccolato, che siano ovviamente uova di Pasqua o altri avanzi di cioccolato. Facciamo un bellissimo pan di Spagna sofficissimo. Prepariamo tutti gli ingredienti. Ovviamente ci serve uno sbattitore o una planetaria per montare almeno gli albumi. I tuorli con gli altri ingredienti devono avere una montata leggera, non troppo esagerata. Si può fare anche con un frustino a mano. Per prima cosa sciogliamo il cioccolato fondente o al latte, quello che avete avanzato, spezzettandolo, sciogliendolo o in un microonde o a bagnomaria. In un recipiente con una frusta andiamo a sbattere i tuorli d'uovo. Inseriamo lo zucchero nei tuorli, giriamo un po'. Andiamo a sciogliere il burro o a bagnomaria o a fiamma diretta o anche in microonde. Inseriamo ancora il burro caldo all'interno dei tuorli e zucchero. Noi setacciamo farina e lievito per dolci. Ecco, adesso sbattiamo con una frusta. Nel frattempo eseguiamo questa lavorazione e mettiamo gli albumi in frigorifero. Quindi inseriamo il cioccolato caldo all'interno di tuorli, zucchero e burro. Mi raccomando, lavoriamo sempre il tutto ancora sempre a caldo, altrimenti si indurisce tutto. Fatto ciò, andiamo a montare rapidamente gli albumi con lo zucchero a neve ferma. Montiamo rapidamente gli albumi e zucchero facendo una meringa ben sostenuta, perché dobbiamo fare presto, perché praticamente il cioccolato si va a restringere durante la lavorazione. Iniziamo per riscaldare il forno alla temperatura di 160 gradi. Adesso inseriamo gli albumi montati, guardate che spettacolo, in più riprese all'interno del composto che abbiamo ottenuto. Giriamo sempre dal basso verso l'alto senza smontare il composto. Ecco, lo inseriamo in più riprese in modo tale da amalgamare bene il composto e non farlo smontare. Vedete che poi alla fine diventa un bel composto spumoso. Il composto è pronto, andiamo a imburrare, infarinare una teglia. Io uso questo a ciambella. Non ho messo la farina ma ho messo il cacao, è la stessa cosa per non far venire la macchia esterna bianca. Inseriamo il composto all'interno. Inserito tutto il composto andiamo a livellare bene con una spatola e andiamo a infornare alla temperatura di 160 gradi nel fondo del forno in basso, primo binario, per circa 60 minuti. Dopo 60 minuti è pronta. Quando è ben freddo lo andiamo a sformare. Magari un Vesuvio. Sembra il Vesuvio. Mettiamo poco zucchero a velo. Adesso per consumare un'altra parte ancora di cioccolato, perché avevo un uovo intero, mi è bastato sia per la ricetta che per fare la glassa esterna. Faccio una glassa esterna con cioccolato fondente e un po' di olio di semi. Potete mettere qualsiasi olio, io uso olio di semi di girasole. A cosa serve l'olio di semi in questo caso? L'olio di semi dà quella morbidezza anche quando il cioccolato si va a indurire. Anziché fare una ganache con panna, mettiamo un altro grasso, ossia l'olio di semi, per far diventare il cioccolato anche al taglio morbido. Vado a fare un sacchettino di carta da forno come il mio solito, un piccolo taglietto e andiamo
tipo drip cake. La cosa bella della pasticceria è che durante le lavorazioni in generale mi vengono ispirazioni, ad esempio questa volta per fare una semplice torta al cioccolato con avanzi di cioccolato mi è uscito proprio poeticamente un Vesuvio con la glassa esterna. Il sapore vediamo come effettivamente. Molto morbido, molto spugnoso, soffice, ovviamente è quasi tiepido, è buonissimo.